era quello che mi piaceva, insomma, e quindi anche poi professionalmente c'è stato un input che ha portato poi a quella che è stata la vita lavorativa professionale. Io ho fatto il tirocinio teorico-pratico alla miniera di Serafossa, su Incomedico, e quando mi sono diplomato sono stato assunto come operaio, diciamo, prima del servizio militare. E lì poi ho fatto 7 mesi come operaio, poi ho fatto il servizio militare, poi mi hanno assunto come topografo, quindi geometra all'interno, no? Poi purtroppo c'è stata una frana grossa, la miniera è stata chiusa, mi dovevano trasferire con questa società che gestiva la miniera a Roma, in studio tecnico, e allora tramite la scuola sono andato in un cantiere in Venezuela con un'impresa italiana che era un'impresa importante di Roma, la Stal di Estero, e lì ho fatto, diciamo, 8 mesi in questo cantiere dove facevano delle gallerie per un progetto idroelettrico, insomma. No, io volevo questo, ero attirato al Sud America perché tra l'altro avevo dei parenti, dei cugini di mia madre, periti minerari, molto più vecchi di me, che erano emigrati in Perù e avevano addirittura una miniera privata di rame. Dopo hanno perso tutto perché in quei paesi non si è mai sicuri, no? E quindi io, sono andato volentieri, avevo proprio la voglia di andare, insomma, così non avevo paura. Era più mio padre che era preoccupato, no, ma io non avevo nessuna preoccupazione, anche perché avevo 21 anni, quindi 22 anni, quindi sì, non c'erano problemi. Allora lì ho conosciuto, perché lì mi occupavo della manutenzione, ero io e un altro perito minerario, però sardo. Coprivamo i 2 turni della giornata, li facevano 12 ore per 6 giorni alla settimana, e ci occupavamo della manutenzione delle attrezzature di perforazione, quindi le macchine della perforazione, i motocompressori, e avevamo degli operai, dei meccanici, così. E lì ho conosciuto un tecnico dell'Atlas Copco, che è questa ditta svedese che produce queste attrezzature di perforazione, e quando sono tornato ho lavorato 3 mesi insieme a lui, e quando sono tornato l'ho chiamato e ha fatto sì che mi assumessero in questa ditta. I primi 4 anni come dimostratore meccanico di queste macchine, quindi ho avuto possibilità di girare cantieri e cave in tutta Italia e anche all'estero, e poi dopo 4 anni mi hanno dato la possibilità di fare un po' di carriera, e quindi mi hanno messo diciamo, nel team commerciale come responsabile delle attrezzature di demolizione, piccola demolizione e anche grossa, con i demolitori idraulici. Dopo 8 anni, anche lì si è divisa la ditta con un'altra società svedese, e io sono andato con l'altra ditta, siamo stati in 7 che siamo andati con l'altra ditta, insomma, e da lì mi hanno dato la possibilità. Ho fatto un piccolo periodo a Milano, io abitavo a Milano già da 5 anni, avevo casa a Milano, non ero sposato, quindi da solo, dividevo appartamento con un altro ragazzo che lavorava nella stessa ditta, e invece con sta nuova ditta mi hanno dato la possibilità di tornare qui a Belluno, e mi hanno dato la responsabilità commerciale della vendita per il Triveneto. Ecco. Da lì per 14 anni fino al 2003, dal 2003 da dipendente hanno fatto sì che diventassi agente e distributore, e tuttora sono distributore, anche se da pochi mesi sono anche in pensione.
Quando andavo a scuola io non c'erano i computer, però una cosa che era una novità, che era tecnologicamente una cosa nuova, era l'oleodinamica. Infatti io, devo dire la verità, ero attratto da questa cosa qua. Adesso tutte le officine che si occupano di macchinari e cantieri hanno i meccanici, i tecnici che conoscono questa roba, però al tempo no, era una cosa nuova. Cominciavano dall'aria compressa, che erano le attrezzature vecchie, cominciavano le prime attrezzature di perforazione con impianti oleodinamici. Quindi io proprio dove sono andato a lavorare ho imparato a leggere un circuito, un disegno con circuito oleodinamico e anche capire come funzionano le macchine, quindi i vari impianti oleodinamici, così. E insomma, questo era un po' il pallino di allora, come non so, ormai è già un po' sorpassato, ma magari qualche anno fa, magari uno aveva il pallino dei computer, sì, di queste cose, nelle macchine che poi sono evolute, adesso sì, sono tutte computerizzate, hanno avuto ancora un'altra, con tutte delle protezioni, cioè ci sono delle macchine che sono robotizzate ormai, no? Invece ai miei tempi era quasi tutto manuale, insomma. È sempre importante il rapporto umano, quindi la visita, poter parlare a quattro occhi, però appunto con tutta la tecnologia che abbiamo avuto già dai cellulari, perché ai primi tempi non c'erano anche quelli, perché è cominciato fine anni 80 i cellulari. Poi c'è stato il fax, che era una cosa, già una novità importantissima, e poi col computer, chiaro, adesso ci si scrive, ci comunica, ci si telefona, ci si manda i WhatsApp, videochiamate, cioè è tutto più facile, ma insomma, però si fanno sempre le solite cose, magari si perde anche tanto tempo con queste cose, no? Che magari una volta se ne perdeva meno, ma le cose si facevano lo stesso, ecco. Cioè, se uno è appassionato delle cose tecniche, è una scuola che ti prepara, ti dà le basi per poi entrare non so, in un'azienda o tecnico commerciale dove ho sempre lavorato io, oppure nelle cave, nei cantieri, cioè, sì, io lo consiglierei, insomma, c'è sempre bisogno di questi tecnici. Chiaro, il consiglio che do è che, come tutti, anche quelli della mia età o anche quelli più vecchi, si parte sempre dalla gavetta, no? Dalla gavetta a zero, però c'è possibilità di far carriera. No, diciamo che appunto il bello è che sì, è vero che uno sta a scuola, prepara poi perché si prenda la valigia in mano, però è anche vero che uno giovane, penso che non abbia il problema di girare, in più hai la possibilità di conoscere un sacco di gente, sì, italiani, ma soprattutto gente straniera, quindi ti puoi confrontare, insomma, sono stati tanti casi, tante occasioni belle, insomma.